Bentrovati a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus. Oggi parliamo di alimentazione e della relazione che c'è con la nostra salute. Si dice che siamo ciò che mangiamo, può sembrare una frase fatta, ma in realtà sono tantissimi gli studi che dimostrano come gli stili di vita e anche ciò che introduciamo come cibo hanno una stretta correlazione con le malattie che possiamo sviluppare, ma anche dà l'opportunità di regredire da alcune patologie. Oggi ne parliamo con la dottoressa Enza Perdicaro, che è una nutrizionista specializzata soprattutto in dieta chetogenica, di cui da tanto tempo ormai si sente parlare, ma si sente parlare spesso anche di digiuno intermittente, di tantissime diete. A volte può sembrare che ci sia una moda, altre volte invece sono efficaci. Cercheremo di capire e di addentrarci in quella che può sembrare una giungla. Dottoressa, innanzitutto la relazione tra cibo e salute ormai è conclamata, non c'è da spendere grandissime parole, e soprattutto la dieta mediterranea ormai è riconosciuta in tutto il mondo come la dieta migliore. Ma cos'è la vera dieta mediterranea? Perché a volte dietro questo termine si celano delle idee che magari non corrispondono alla vera dieta mediterranea. Sicuramente ad oggi la parola chiave è prevenzione, quindi dobbiamo fare di tutto appunto per attuare questo processo di prevenzione e di benessere, perché l'obiettivo è allungare la vita, ma soprattutto non solo allungare la vita, ma anche la qualità della vita, quindi l'obiettivo è proprio questo. La dieta mediterranea ormai ad oggi è considerata patrimonio dell'UNESCO, quindi abbiamo questo vero e proprio patrimonio che dobbiamo preservare. È anche vero che si parla di dieta mediterranea ma riferendoci ai principi del passato che purtroppo ad oggi, anche con i processi di industrializzazione, non corrispondono più a quello che era la dieta mediterranea. Ad esempio, proprio per questo io sono una fautrice dei grani antichi siciliani, che sono tra i migliori al mondo. È anche vero che ad oggi purtroppo questo lo ritroviamo ben poco nelle nostre tavole, quindi dieta mediterranea sì, ma stiamo attenti quando parliamo di dieta mediterranea, perché deve rispettare alcuni principi come la qualità delle farine, la qualità dell'olio che viene utilizzato, anche delle proteine, perché molto spesso sappiamo che vengono utilizzati durante i processi di industrializzazione degli ormoni particolari, quindi dieta mediterranea, ma molto spesso questa presenta dei limiti. Nel dimagrimento importante, molto spesso il paziente non è adatto ad una dieta mediterranea se deve perdere tanto, quindi qui subentrano dei particolari piani dietologici come la terapia chetogenica, che molto spesso ci permette di evitare l'intervento di chirurgia bariatrica, che ovviamente presenta anche dei rischi. Quindi dobbiamo far di tutto per far perdere il peso, e poi dopo, nella fase successiva, quando si parla di dieta di mantenimento, quindi del rispetto dello stile di vita corretto, lì possiamo attuare molto spesso un piano dietologico che si rifà alla dieta mediterranea, tutto su misura. Non esiste una dieta che va bene per tutti. Esiste invece uno studio accurato e approfondito del paziente, della storia del paziente, del quadro clinico del paziente. Sì, ormai è anche cosa certa che il sovrappeso può portare a delle patologie quali l'ipercolesterolemia, la glicemia, quindi ecco, mantenersi in forma, mantenere un peso adeguato ci consente anche di evitare l'insorgere di alcune patologie che poi possono procurare problemi cardiovascolari. Insomma, sappiamo quanto siano diffusi i problemi cardiovascolari, e sono anche fra le principali cause di morte, assieme ai tumori. Ecco, il sovrappeso può portare anche a delle apnee notturne. La dieta chetogenica, c'è uno studio che sta verificando se effettivamente può essere utile, ma intanto io direi in cosa consiste la dieta chetogenica, perché sennò i nostri telespettatori, per loro è una semplice
come dire, formulazione, Sì. non si capisce di cosa stiamo parlando. Allora, purtroppo ad oggi molto spesso è diventata quasi una moda, infatti vorrei sottolineare che la terapia, io parlo sempre di terapia chetogenica di precisione, è un protocollo vero e proprio, deve essere fatto solo da persone altamente qualificate nel settore. La terapia chetogenica ti permette di perdere tanto, è un dimagrimento localizzato perché utilizziamo il nostro stesso grasso di deposito, si perde circa il doppio e il triplo rispetto ad un qualunque altro piano dietologico. Io per 16 anni sono stata responsabile del reparto di dietologia di una clinica di riabilitazione respiratoria. Ho il piacere e l'onore di collaborare col professore Pennisi, che è un esempio di pneumologo in Italia e non solo. È eccellente, e abbiamo avviato questo studio di ricerca scientifica, siamo gli unici a farlo, sulla terapia chetogenica e le apnee notturne, le patologie polmonari che sono legate all'obesità, perché l'apnea è legata, non esiste una cura per l'apnea se non la CPAP e il dimagrimento, quindi stiamo studiando la stretta correlazione tra il dimagrimento e il miglioramento del grado di apnea notturna. La terapia chetogenica, come dicevo poc'anzi, deve essere seguita assolutamente da un medico specialistico, è un metodo straordinario che vi permette di perdere tanto. Noi viaggiamo personalmente sui 40-50 kg anche in meno di un anno, se non, siamo arrivati anche a 80 in 13-14 mesi. Ricordiamo i principi cardine di questa dieta, di questa terapia. Praticamente significa eliminare del tutto i carboidrati, quindi pasta, pane, verdure. Ci riduciamo al di sotto dei 50 grammi di zucchero al giorno per entrare in chetosi. In chetosi ci si entra intorno al terzo o quinto giorno di solito, ognuno ha un limite personale. Purtroppo devo dire che si sta creando una resistenza all'entrata in chetosi, perché molto spesso ci sono queste diete anche online che parlano di chetosi, fai da te, che non deve essere assolutamente fatta, e si sta creando proprio una resistenza all'entrata in chetosi. Molto spesso non bastano 50 grammi di zucchero, per entrare in chetosi bisogna restare al di sotto di 50 grammi di zucchero sempre, in modo tale da creare appunto i corpi chetonici e quindi mandare il segnale, utilizzare il nostro grasso di deposito. Sì, probabilmente si sta creando questa resistenza perché un po' tutte le donne, soprattutto le donne che vogliono dimagrire, eliminano pasta, pane, quindi cercano di ridurre al massimo i carboidrati e quindi così pensano di dimagrire, però poi quando ci si vuole approcciare a una terapia chetogenica, lì la resistenza dell'organismo, perché l'organismo si è già abituato a non introdurre molti carboidrati, sì, quindi probabilmente sono i casi più questa difficili. la chiave di lettura per cui c'è questo tipo di resistenza. Vorrei ricordarvi il nostro numero di telefono, che è il 342 74 55 005. Con un messaggio potete rivolgere, se volete, delle domande alla dottoressa Perdicaro. Andiamo avanti, quindi si va dallo specialista ovviamente e sarà una terapia come dire, tagliata su quel paziente. Assolutamente. Ma tutti, anche se si devono perdere pochi chili, è consigliata? Allora, in realtà la terapia chetogenica nasce più di 50 anni fa, in realtà per curare l'epilessia. Poi cosa strana sì, questa. cosa strana, ma è così. Io ho dei bambini che tratto per l'epilessia con terapia chetogenica, nasce proprio per questo tanto tempo fa, poi è stata studiata. Perché? Cosa influenza? Perché questi livelli di zucchero, nell'epilessia che è resistente alla terapia farmacologica, si è visto che c'era una riduzione di questi episodi. Poi è stata studiata e si è visto che era un metodo straordinario di dimagrimento, ad esempio un metodo straordinario per il trattamento delle malattie reumatologiche come la fibromialgia, perché riduce i processi di infiammazione, perché molto spesso la fibromialgia è legata soprattutto all'introduzione di glutine e di altre sostanze pro-infiammatorie. Quindi terapia chetogenica è veramente un mondo che ci permette di trattare tante patologie. Il trattamento d'elezione per il diabete di tipo 2, molto spesso passiamo dall'insulina alla metformina o molto spesso togliamo la metformina, quindi sicuramente nel paziente borderline o nel paziente a rischio di diabete è un trattamento meraviglioso. Nel trattamento dell'ipercolesterolemia
dove ovviamente devi stare attenta anche ai parametri di laboratorio. Gli esami sono d'obbligo in qualunque terapia nutrizionale, ma soprattutto nella terapia chetogenica. Straordinaria è il dimagrimento localizzato, proprio per questo c'è la stretta correlazione con l'apnea notturna, perché se miglioriamo e riduciamo il grasso attorno all'addome, il diaframma si muove meglio e quindi il paziente respira meglio. Quindi è un metodo davvero straordinario per trattare tutte queste patologie. Ecco, ma è un ciclo praticamente, perché non si può fare a vita una... No, non si può fare a vita, ovviamente ci sono dei cicli. Purtroppo, devo dire, purtroppo a livello commerciale si parla dei famosi 21 giorni. Esatto. Non è così. Diciamo che il minimo è 21 giorni, anche perché stiamo circa 3-5 giorni, ci sono persone che stanno anche 10 giorni per entrare in chetosi, quindi se io entro al 10° giorno in chetosi e dopo 5 giorni ci riesco di nuovo non ha molto senso, quindi 21 giorni, 20 giorni, insomma 3 settimane è il periodo minimo. Poi se il paziente sta bene, non è un paziente compromesso, può farla per più tempo. Se è un paziente critico, un paziente con delle problematiche cardiovascolari, un paziente che ha avuto delle problematiche oncologiche, dovrà fare dei cicli di terapia chetogenica più brevi, quindi si fanno dei cicli. E devo sottolineare che ancor più importante del periodo in chetosi è il periodo io lo chiamo di svezzamento, cioè di reintroduzione glucidica, perché è quello in cui devi seguire il paziente. Non si può pensare di finire una terapia chetogenica e l'indomani incominciare con una dieta che si rifà ad esempio ad una dieta mediterranea qualunque. Non è così, perché il corpo avrebbe una risposta agli zuccheri eccessiva, quindi la fase di svezzamento e di reintroduzione glucidica è praticamente fondamentale. E l'obiettivo è arrivare ad una dieta personalizzata, ed è la dieta che si deve rifare alla vita del paziente, quindi allo stile di vita, alle abitudini, agli orari di lavoro. Certo. Chiaramente molti dei nostri telespettatori approfittano del fatto che in studio abbiamo una nutrizionista per rivolgerle altre domande che non sono pertinenti, diciamo, alle diete. In questo caso stiamo proprio affrontando il tema della terapia chetogenica. Per chi soffre di malattie croniche come il morbo di Crohn, quale sarebbe la colazione più indicata? Allora, nel morbo di Crohn, come nella rettocolite ulcerosa, quindi in tutte le patologie che sono relative al tratto gastrointestinale, bisogna stare attentissimi all'introduzione di fibre. Quindi dobbiamo stare attenti all'integrale, dobbiamo stare attenti alle fibre insolubili. Si potrebbe parlare di una colazione con una bevanda vegetale. Quindi latte di avena, di riso? Sì, stiamo attenti alla soia se abbiamo problemi di tiroide, quindi non cediamo con gli alimenti legati alla soia, proprio per chi ha problemi di tiroide. Quindi tiroide, una bevanda vegetale. Se si ha la tiroide si ha un'alterazione della tiroide. Ma in qualunque senso, sì, è sia meglio ipotiroidismo che ipertiroidismo, sì, è meglio cioè la soia evitare non è indicata. la soia, comunque stare attenti all'introduzione di questo alimento. Una bevanda vegetale, perché io sinceramente in età adulta evito sempre il latte di per sé, perché è un proinfiammatorio. Meglio dei formaggi magri, ad esempio. Quindi evitare latte e anche latticini in genere? Anche lo yogurt? No, lo yogurt, grazie alla sua composizione, è ricco di probiotici, quindi è importante per l'intestino, va bene. Il latte lo evito sinceramente, latte significa proprio lattante, quindi è ideale per i bambini. Una bevanda vegetale o uno yogurt, anche questo potrebbe essere vegetale o semplicemente magro, con dei cereali, ad esempio dei fiocchi d'avena oppure dei fiocchi di riso. Questa potrebbe essere una colazione ideale. Per chi soffre di infiammazioni all'intestino in generale. Poi ovviamente il morbo di Crohn, a seconda dello stadio, se è particolarmente in fase acuta o meno. Un altro telespettatore ci chiede, si chiama Franco, quale dieta è consigliata per i diabetici di tipo 2? Esistono alimenti particolarmente adatti che aiutino ad abbassare il tasso di zuccheri nel sangue? Assolutamente sì, cibi integrali, ad esempio grani antichi siciliani, la timmilia,
autunmilia, questa è meravigliosa, perché? Perché la presenza di fibre riduce la risposta glicemica e dobbiamo stare attenti per il diabete di tipo 2 ad alcune verdure che invece hanno un indice glicemico alto, come la zucca gialla, come le carote, come il fagiolino, quindi non tutte le verdure sono uguali. Nel diabete di tipo 2 dobbiamo stare attenti ad esempio all'introduzione di queste verdure che possono dare una risposta glicemica elevata, tutti gli zuccheri semplici ovviamente. Certo. Andiamo in pubblicità per pochi minuti, nel frattempo aspettiamo le vostre domande da rivolgere alla dottoressa Perdicaro con un messaggio al 342 7455 005. Parlando di nutrizione, della relazione che c'è tra gli alimenti e la nostra salute, abbiamo affrontato il tema della terapia chetogenica che aiuta in certi casi a perdere tanti chili ma anche a contrastare obesità e glicemia. Nel frattempo sono arrivate alcune vostre domande che rivolgo subito alla dottoressa. Una signora 4 anni fa con la semplice dieta mediterranea era riuscita a perdere 25 kg, che sono un bel po' di chili, quindi non ha utilizzato la chetogenica, ma con una buona dieta, sicuramente prescritta da un nutrizionista, da un medico specializzato, era riuscita a perdere questi 25 kg. Poi però purtroppo ha avuto un tumore al seno, è stata operata e ha dovuto fare la terapia ormonale. La signora ha ripreso tutti questi chili, adesso dice: cosa devo fare? Terapia chetogenica, ovviamente se in accordo c'è l'oncologo che lo segue. Io ho diversi pazienti con questa storia similare che hanno poi questa resistenza alla perdita di peso, dove siamo costretti a applicare delle metodiche particolari come la terapia chetogenica. Io ho molto il concetto di equip, quindi collaboro sempre con i vari specialisti e dietro stretta collaborazione con l'oncologo che l'ha seguita possiamo decidere di attuare la terapia chetogenica. Cosa ne pensa di questi integratori che si possono acquistare tranquillamente in farmacia, che promettono di ridurre l'assimilazione dei carboidrati, dei grassi? Sono delle pilloline di solito sì. che si prendono prima del pasto principale o dei 2 pasti principali. Ecco, sono utili a suo avviso? Allora, qualunque tipo di integratore, quindi non di farmaco, anche perché lì è necessaria la prescrizione medica, influisce sul 10% della perdita di peso, molto fa anche a livello psicologico. Ce ne sono una miriade. Sì. Io personalmente ne utilizzo ben pochi perché preferisco conoscerli bene. Sono molto contro il fai da te, certo. e quindi non amo. Dietro il mondo della dieta c'è davvero tanto commerciale, tanti messaggi anche pubblicitari che a volte deviano il paziente. Molto spesso quando c'è l'annuncio 7 kg già lì dobbiamo stare attenti. Diffidare. Perché qualunque, sì, diffidate assolutamente. Tutte le persone che mi chiedono: dottoressa, quando perderò? Io dico sempre: se ti rispondo a questa domanda sono poco seria. Non lo so, perché risponde il tuo corpo, dipende da tantissimi fattori, dipende da te se la fai, se non segui bene il piano dietologico, magari non va bene, lo dobbiamo modificare. Gli integratori servono, ma non sono miracolosi, non esiste nessun miracolo se non una terapia dietologica personalizzata e anche tanto movimento. Certo, quello è bene sempre ricordarlo e specificarlo, però è anche vero che si parla ormai da tantissimo tempo e in maniera sempre più frequente di prodotti iperproteici. Nei supermercati vediamo di tutto. Di tutto e adesso di più. ho potuto notare perfino degli yogurt, delle bevande, un po' tutto, come se fosse qualcosa di meraviglioso che va sicuramente bene alla salute, introdurre tutte queste proteine. Non è così. Vogliamo spendere una parola? Ecco, perché si trovano tutti questi prodotti dove c'è scritto molto probabilmente iperproteici? c'è una stretta correlazione con la terapia chetogenica che ad oggi è diventata una dieta di moda. Non è così, esatto. Perché se un paziente ha un'azotemia alta o un acido urico alto o la creatinina al limite e utilizza questi prodotti un po' a caso,
comprandoli semplicemente al supermercato crea dei danni anche importanti, quindi anche lì diciamo ecco, che assumere tante dovrebbe proteine non fa male anche ai reni, assolutamente insomma sì. si Se io ho la sovraccarica creatinina al l'organismo. limite incomincio ad utilizzare questi prodotti ad esempio a colazione tutti i giorni come facendo parte di una colazione tradizionale, non è così, creiamo dei danni importanti. Quindi dieta, allora innanzitutto la dieta, il livello delle proteine è veramente rigido, il calcolo delle proteine. Quindi questi prodotti non vanno mai utilizzati in maniera casuale. Ad esempio lo yogurt greco rispetto ad uno yogurt tradizionale ha un quantitativo maggiore di proteine, ma non in maniera esagerata. Tutto invece ciò che riguarda l'iperproteico, quindi un'eccessiva quantità di proteine, se non è prescritto dal tuo nutrizionista, dal tuo dietologo, è bene non comprarlo in maniera casuale al supermercato. Idem per quanto riguarda le barrette. Ecco, a meno che molti sostituiscono il pasto con una barretta, ci sono una o due anche barrette. Dei costi sono costosissime. Ci sono quelli estremamente commerciali che costano veramente poco e poi quelli di un certo livello con una composizione importante ma anche fatta bene con la qualità delle proteine che hanno un costo diverso. Quindi facciamocela una domanda: come ecco, mai c'è tutta questa differenza? Per sostituire un pasto, chi fa magari l'orario unico, sono consigliate? Questi pasti sostitutivi, anche quelli si trovano anche facilmente questi, sia se nelle sono farmacie prescritti, che mi nei capita. supermercati. Io allora partiamo dal presupposto che al supermercato non indico mai di comprare una barretta più proteica in un supermercato, molto sinceramente. Io ho delle linee nutrizionali dove sono certa dell'origine delle proteine, che ad esempio derivano dalla soia, dal pisello e dal latte. Allora sono certa di quello che sto prescrivendo, so che sto prescrivendo un prodotto di qualità e lo posso inserire in un piano dietologico. Quindi può diffidare capitare, anche. sì, molto sinceramente sì, può capitare di prescrivere un piano dietologico dove inserisco il prodotto proteico che magari mi permette di fare un pasto veloce, di sostituire un pasto veloce piuttosto che farlo in maniera totalmente sbagliata con una barretta o un pasto proteico, ma devo essere sicura di quello che sto prescrivendo. Quindi sinceramente tutto quello che troviamo un po' in giro io diffidare sempre. Un altro nostro telespettatore ci scrive: per un anno ha seguito una dieta chetogenica, ma adesso dice è normale avere difficoltà a concentrarsi sullo studio? Dopo io un spero anno che non di abbia chetosi? fatto terapia chetogenica per un anno consecutivo, Ecco, non perché... penso sinceramente, spero di no. No, non è normale, anzi i sintomi dell'entrata in chetosi sono l'energia, proprio questa sensazione di benessere e di energia, il miglioramento anche della concentrazione, questa forza, questo senso di benessere che ti senti, e soprattutto il primo sintomo dell'entrata in chetosi è l'assenza di fame. Se io continuo ad avere fame, non sono in chetosi, c'è qualcosa che non va. Evidentemente dopo un anno questo tipo di piano dietologico non va più bene per le sue esigenze, ma davvero spero che non sia in chetosi da un anno, non credo. Evidentemente dopo la chetosi deve fare lo svezzamento per arrivare alla sua dieta, a seconda appunto dello stile di vita, dell'attività fisica. Quindi mai prolungare questo tipo di terapia, no, perché può essere dannosa. No, assolutamente. Un altro telespettatore o telespettatrice ci dice che ha perso 15 kg senza fare alcuna dieta. L'unica cosa che è successa nella sua vita è che ha staccato una terapia steroidea, sì, a causa di una vasculite. Può esserci relazione fra questo, oppure dice devo indagare, vedere se ho qualche altro problema per cui sono dimagrita così tanto? Allora, non so se assolutamente uomo o sì, però se il continuo è il dimagrimento, io innanzitutto farei un emocromo, farei un esame delle urine. Ci sono degli esami di laboratorio che sono fondamentali prima di prescrivere una qualunque dieta. Io quando viene un paziente da me, prima di conoscerlo richiedo delle analisi, quindi la funzionalità epatica, quindi il fegato, la colecisti, certo, ad esempio in terapia chetogenica se io ho dei calcoli...
non sappiamo se questa persona è dimagrita così tanto Sì, perché molto ha interrotto la sua probabilmente, sì. terapia. No, quindi io direi di Aver valutare interrotto se quella ancora terapia? continui a perdere, sicuramente è opportuno che faccia delle analisi di laboratorio. Certo. Qualcun altro ci chiede, ecco, cerchiamo di rispondere magari più velocemente così soddisfiamo tante altre persone. Prescrivere dei prodotti senza glutine a qualcuno che non è celiaco E questo è un altro è problema. consigliato? Allora, se io non sono celiaca, non devo assolutamente mangiare senza glutine. Se io ho un'alterata tolleranza al glutine, come spesso succede, verrà fatta una dieta di esclusione a rotazione, si chiama così, in cui per un po' di tempo riduco in maniera importante i livelli di glutine con la dieta, per poi fare la reintroduzione partendo da quelli a basso contenuto di glutine, come il grano antico siciliano, che ha veramente ben poco di glutine. Ma se non sono celiaca non devo assolutamente mangiare senza glutine. Mi è capitato di avere dei pazienti che in maniera del tutto sconsiderata e molto spesso non per colpa loro mangiavano da anni senza glutine e poi sono stati seguiti nei reparti specifici per risolvere il problema, quindi assolutamente no. Se poi durante la giornata ne introduciamo uno ogni tanto perché è privo naturalmente di glutine, non succede nulla. C'è una signora di 70 anni, pesa 55 kg, quindi dice un peso che a me va benissimo, vorrei sapere però quale alimentazione seguire per non perdere valori nutrizionali, quante volte per esempio carne o altro. Avendo 70 anni, certo, intelligentemente la signora si sta ponendo il problema, dice io che ho 70 anni, sono normopeso, ma dobbiamo stare attenti alla massa muscolare, dobbiamo preservare la massa muscolare nella terza età. Alcune volte mi occupo di sarcopenia, quindi la perdita importante di massa muscolare, dobbiamo evitare proprio questa. Molto spesso in questa fascia d'età si mettono un po' da parte le proteine, che invece sono fondamentali. Io ricordo che le uova, ad esempio, sono degli alimenti straordinari, molto completi, non devono, a meno che io non abbia un importante problema di colesterolo, ma devono esserci durante la settimana, la carne rossa una volta a settimana. Quando si parla di prevenzione, ad esempio per le terapie oncologiche, ovviamente si riduce fortemente l'utilizzo di questa, ma in uno stato di benessere, almeno una volta a settimana, deve esserci una fonte di carne rossa, di proteine animali. Frutta e verdura, queste non devono mancare. L'acqua è fondamentale, ricordiamoci che con l'avanzare dell'età si riduce la sensazione di sete, molto spesso si beve poco, quindi dobbiamo attenzionare questo. Sicuramente in uno stato di benessere la dieta mediterranea. E integrare con delle vitamine? Se non è necessario non ce n'è bisogno. La vitamina D dovremmo integrarla nei mesi soprattutto invernali, perché ricordo che la vitamina B viene assorbita col sole, quindi magari nei mesi invernali prendiamo della vitamina D, sicuramente è importante questa. Si può integrare la vitamina C o il calcio se ce n'è bisogno, ma altrimenti non prendiamo degli integratori così un po' solo per perché abitudine. Si è magari in primavera, sì. le famose vitamine, no, per non soffrire la stanchezza primaverile, no. Se non ce n'è un bisogno specifico, no. Ripeto, la vitamina D invece è consigliata nei mesi invernali. Consigliata, e poi si può misurare con una semplice analisi al sangue, vedere se si è carenti, diciamo, di vitamina D. Grazie alla dottoressa Pernicaro, grazie a voi che ci avete seguito, alla prossima.